Sì, diciamo che può sembrare un qualcosa di storto per quanto riguarda chi si sta giocando i play-out, questi 2-3 errori difensivi, ma effettivamente sono giocatori che venivano da un infortunio, per di più da 90 minuti che hanno giocato oggi pomeriggio, quindi un po' di stanchezza c'è stata, ci può stare. Abbiamo onorato la Lega secondo me fino in fondo, lo faremo anche con gli Hammers l'ultima partita e i ragazzi sono venuti, ripeto, da 90 minuti, quindi ci può stare delle piccole defiance. Comunque loro sono venuti a giocarsi la partita e niente, la Pisana penso che ha giocato una partita normale come tutte, come andava giocata, come andava giocata e non c'è da rimediare. Sì, sì, era ancora infortunato, non gli hanno dato il tempo da recuperare, vabbè, comunque alla fine è una partita che non ci stiamo giocando in nulla noi, però ripeto, onorare la Lega per noi è importante, quindi abbiamo portato a termine questo pareggio che non so quanto può servire a loro, ma a noi sicuramente non fa differenza. In questo momento ho rapporti con una squadra di Serie B che ahimè purtroppo non siamo passati in A2, quindi darò una mano a loro, darò una mano anche all'Atletico Pisana che mi hanno chiamato per gestire la situazione in A2, anche loro purtroppo non sono passati. E poi non lo so, vediamo cosa facciamo noi, no? Che adesso non ho in mente nulla, abbiamo solamente in piedi un progetto della Pisana a calcio a 11, se va in porto poi vediamo come il da farsi insomma anche per la Lega. Per il momento la Lega la lascio in stand-by e poi quando ci sarà l'opportunità insomma di iscriverci o no saprete insomma quello che fa la Pisana. È una cosa che ho detto da inizio campionato, ma questa penso che sia un problema, tra virgolette, di tutte le squadre di calcio 8, perché la fortuna del calcio 8 è avere più o meno quasi sempre la stessa rosa a disposizione, però purtroppo sappiamo anche che questi ragazzi, non parlo solo di me, ma di tutta la Lega, fanno calcio a 11 a livello, tra virgolette, professionistico, quindi tra prima categoria e Serie D hanno gli impegni, è normale che a qualcuno di loro è uno stipendio per andare avanti nella vita, quindi il calciotto viene in secondo piano. Però la fortuna della società è avere giocatori tutti a disposizione sempre per tutto il campionato, ma ripeto, è molto difficile. Il rammarico è di non aver avuto giocatori di livello per tutto il campionato. Però ripeto sempre io che la rosa della Pisana è stata sempre come posso dire, è stata una rosa di alto livello, ecco, quindi chi c'era o chi mancava, secondo me è stata sempre una buona squadra e che quando venivi con 8 contati comunque dovevi rancare perché comunque venivano da 90 minuti, secondo me avere una rosa anche di 12-13 giocatori fa anche la differenza a lungo andare. Vogliamo dire qualche parola per Cesaro? Perché ce ne sono. È difficile dare un aggettivo a un giocatore come lui, è un giocatore che fa la differenza ovunque vada. L'altro anno ci ha portato insieme a tutti gli altri ragazzi con i suoi gol dalla 2 alla A, stanno ha fatto se non sbaglio quasi 30 gol, anche lui stanno non l'abbiamo avuto quasi non tutta la stagione, ha saltato un bel po' di partite, però Cesaro è un grande giocatore, ma guarda come Cesaro ce ne stanno tanti altri, c'è Scerrati, c'è sta adesso quello nuovo Laurato, Ferretti, Carnevali, secondo me, come ti ripeto quello che ho detto prima, la rosa della Pisana, chi prendi dove punti il dito, è un ottimo giocatore, è una rosa che fa invidia a parecchia gente della Lega. Questo non lo dico solo io, ma mi è stato anche riferito da altri presidenti della Serie A. Comunque mi hanno sempre fatto i complimenti della rosa che avevo, però è normale, poi alla fine quando li metti in campo chi è un po' fortunato, chi sta al 30%, chi ha dei problemi che porta in campo e sono usciti questi risultati. Da dopo metà campionato un po' abbiamo fatto vedere la Pisana ha dato fastidio a parecchie squadre, Cottini che stava andando bene, Goldbet ci abbiamo vinto, Checco ci abbiamo pareggiato, poi l'abbiamo buttato fuori anche dalla Coppa, insomma delle piccole soddisfazioni come primo anno non male. Rimane il rammarico di questi 10 punti che non sono stati colmati nell'arco dell'anno, cosa che ce ne eravamo dimenticati e non solo noi, ma vabbè, ormai è andata così. Affrontiamo l'ultima partita che sono gli Hammers, del nostro amico Augusto e vediamo come va.